Nascere è un percorso che parte da tempo di Confagricoltura nel cercare di dare una mano a tutti gli agricoltori della zona per trovare le soluzioni più adatte. È un percorso che abbiamo iniziato da tempo, che abbiamo già fatto su altre tipologie di analisi di questo settore, di malattie del vigneto, per cercare di trovare soluzioni, e poi è nata anche in questo caso sul fatto di trovare delle soluzioni per questi trattamenti così delicati ma così caratteristici di questa zona e che danno tanto valore a questa zona, ma bisogna trovare sempre delle soluzioni per tenerli in ordine e dare le soluzioni agli agricoltori anche di tipo tecnico per risolvere i problemi che nascono anche da questi cambiamenti climatici, da queste piogge eccessive in alcuni campi, in alcuni casi che ci pongono proprio delle problematiche di carattere tecnico. È stato fatto tantissimo, c'è molta sensibilità sul tema, c'è sempre molto da fare, nel senso che per il nostro ambiente, per il nostro territorio bisogna avere sempre una cura migliore. Noi cerchiamo di dare tutte le indicazioni, tutte le informazioni necessarie affinché tutti possano avere i mezzi per poi affrontare questo tipo di temi che per noi sono fondamentali per il nostro ambiente che ci circonda. Sì, certo, UNESCO è una svolta culturale, noi dobbiamo comunque fare attenzione a tutte quelle che sono le caratteristiche più storiche delle nostre colline, tra queste c'è il ciglione che ha reso possibile l'identificazione poi del riconoscimento, e quindi su questo stiamo lavorando e hanno lavorato in questo meraviglioso volume che ha caratteristiche tecnico-scientifiche molto elevate e che quindi portano alla luce la vera natura dei ciglioni e portano alla luce quelle che sono le principali doti di questo territorio, che quindi andranno esaltate nella loro bellezza e mantenute nei secoli. Sicuramente c'è stato un cambiamento culturale che è ancora in atto e che porterà a nuovi risultati. Il cambiamento culturale è necessario, fa parte dell'evoluzione di questa comunità e dell'evoluzione di questo territorio. Dunque abbiamo già i primi segnali importanti legati anche al rapporto con la natura, quindi la responsabilità non solo quella economica e sociale, ma proprio la sostenibilità ambientale. Su questo noi lavoriamo tantissimo, pensiamo che sia il progetto più importante del futuro e su questo abbiamo già visto dei buoni risultati. Come banca di credito cooperativo, Banca Prepi San Biagio, non potevamo esimerci dall'esserci. Confagricoltura Treviso ha avuto una bellissima idea nel realizzare questo libro. Gli autori, chi ha proprio confezionato questo libro, sono stati bravissimi perché hanno portato avanti sia un discorso di storia dei terrazzamenti, ma di quelle che sono anche le necessità culturali che i terrazzamenti hanno. Sono come una cultura, quindi hanno bisogno proprio di essere seguiti e manutentati. E poi anche l'aspetto legislativo, che è molto importante, perché se un'azienda, una persona vuole intraprendere un'attività chiaramente di terrazzamenti, deve capire dove deve andare per quanto riguarda il discorso legislativo. Come banca di credito cooperativo abbiamo la sede direzionale all'interno del cuore della zona UNESCO, quindi siamo geneticamente nati con l'agricoltura e quindi non potevamo non esserci questa sera e quindi contribuire e dare un aiuto a Confagricoltura Treviso nella realizzazione di questo libro, ma soprattutto adesso sarà anche importante divulgare questo libro perché è veramente fatto bene e ha anche degli spunti storici molto belli. È un'emozione essere qui questa sera e poter ospitare la inaugurazione culturale dei convegni di San Gregorio edizione 2022. Dopo 2 anni di stop poter ripartire e ripartire con questo livello è veramente un orgoglio per me e per tutta l'amministrazione. Questa sera è una serata speciale in cui con Confagricoltura, l'associazione di categoria dei nostri amici di Confagricoltura, presenteranno un libro eccezionale ed è veramente importante per tutto il territorio e per l'agricoltura sulla manutenzione dei ciglioni inerbiti delle bancolle. Questo mi rende orgoglioso di poter essere qui questa sera e di poter fare un saluto a nome dell'amministrazione proprio su questo argomento.